Iniziamo prendendoci cura di quella che è l'intelligenza umana, perché se non sviluppiamo l'intelligenza artificiale dobbiamo di pari passo aumentare la nostra intelligenza umana, quindi prenderci cura di noi. Fondazione Relazionesimo è un'evoluzione poi del progetto Relazionesimo, perché poi in questo contesto posso dirlo, noi siamo nate come azienda profit, come SRL, perché il mondo profit ha tutte le possibilità e tutte le capacità di potersi prendere cura, di non pensare solo al profitto. Ha tre pilastri fondamentali Fondazione Relazionesimo: i giovani, Next Generation; secondo pilastro quello che noi abbiamo chiamato e battezzato Capitale RAN, è un acronimo che sta per capitale relazionale, umano e narrativo. Terzo elemento importante è l'abitare teenager, senior, chiamiamolo come vogliamo, è quell'evoluzione del co-housing, come vorremmo ad abitare noi che abbiamo tutti più o meno una certa età giusta per poter pensare dove vorremmo andare, come vorremmo fare comunità, come vogliamo interagire e quindi creare quel welfare territoriale. Questa realtà la troverete a Verona dal 23 al 26 ottobre. Expo, io quando sento Expo mi viene in mente Parigi, la Torre Eiffel e l'elettrificazione della città di quel momento. Ecco, era un momento di grandi novità, di grandi trasformazioni. Da Verona si parte, un luogo iconico, il Palazzo della Gran Guardia, che sarà il palcoscenico delle eccellenze d'Italia, le eccellenze diciamo di questa nostra terra, eccellenze artistiche, eccellenze di impresa, eccellenze culturali. Siete tutti invitati, portate anche le vostre imprese, le vostre associazioni, sarà una grande occasione. Grazie mille, grazie. So have a dinner and enjoy.